Cortesemente di prendere posto che cominciamo, siamo già un po' in ritardo, quindi cominciamo. Buongiorno e benvenuti qui al centro, allo stabilimento balneare Astoria, che oggi ci ospita per presentare le iniziative che l'ULSS 3 Serenissima ha organizzato nell'ambito del progetto. Mi dicono che non si sente, fanno cenni, si sente poco. Sono io o siete... no? Ok? Dicevo che siamo qui perché oggi presentiamo le iniziative che l'ULSS 3 Serenissima ha organizzato nell'ambito del progetto Turismo Sociale Inclusivo, che è un progetto che ormai si propone da molti anni. È nato nel 2017 sotto la spinta proprio dell'ULSS 3, che è stata azienda sanitaria capofila,
accolto dalla regione e che poi nel tempo è cresciuto talmente tanto che oggi può beneficiare anche di un contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi è un progetto che è stato ritenuto valido. Questo progetto si è anche allargato a livello territoriale, perché se all'inizio riguardava solo le spiagge, queste di Chioggia, di Sottomarina, di Venezia e del Veneto orientale, quindi il nostro litorale di Caorle e Jesolo, pian piano si è allargato, è andato ad abbracciare tutte le aziende sanitarie del territorio veneto e tutte le località turistiche, quindi i ragazzi con disabilità non vengono coinvolti solo sulle spiagge, ma nelle località termali, nei comprensori montani, nelle località di lago, quindi in tutte le località turistiche. L'obiettivo di questo progetto ovviamente è, al di là delle attrezzature che pur servono, avere un vero cambio di passo culturale, cioè integrare, includere i ragazzi con disabilità in tutti gli aspetti della vita quotidiana, anche in vacanza. Come dicevo, negli anni il progetto si è molto ampliato, l'ULSS 3 di anno in anno propone delle novità e poi le vedremo con i protagonisti, però appunto l'obiettivo è quello di dare un'inclusione vera, un'integrazione vera. Io non voglio rubare altro tempo perché, come dicevo, siamo un po' in ritardo e la mattinata è ricca, per cui chiamo qui Massimo Zuin, dottor Massimo Zuin, che è il direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS 3 Serenissima, per un saluto. Si sente? Sì, ecco. Buongiorno a tutti. Ha già anticipato la nostra presentatrice un po' a cosa ci riferiamo oggi, cioè all'attività di turismo inclusivo e sociale che qui in questa spiaggia ha visto, come posso dire, passare tanti ragazzi negli anni scorsi. Intanto ringraziamento da parte del direttore generale, dottor Contatto, che non può essere presente, e ringrazio sempre a nome suo anche voi presenti che siete qui oggi, le forze armate che sono presenti, ma anche i consiglieri regionali Dolfini e Montanariello che rappresentano la regione qui oggi. La regione ha fortemente voluto, come diceva prima chi mi ha preceduto, questo progetto, tanto che dall'anno scorso il progetto, che prima è partito nelle nostre spiagge in 3 aziende sanitarie, si è esteso a tutte le nostre località venete, proprio a voler rappresentare questo turismo che la regione vuole sia assolutamente, per quanto possibile, privo di barriere, e dando opportunità ai nostri ragazzi di essere poi impegnati anche nelle attività lavorative. E devo fare un grande ringraziamento a Roberto e Fabrizio che rappresentano i Bagni Astoria, che qui oggi ci ospitano, perché da prima che partisse questo progetto hanno sempre lavorato per far sì che questa spiaggia sia inclusiva, sia aperta a tutti e ci siano opportunità lavorative. E quindi per noi è stato, come dire, facile trovare degli interlocutori così illuminati che ci hanno aperto uno spazio in questa bellissima località, e devo dire che questo poi diventa contagioso anche per gli altri bagni, e abbiamo ormai allargato l'attività anche in altre realtà, ma oggi siamo tornati qui perché poi presenteremo degli ausili che qui in questa piscina meglio si prestavano alla dimostrazione che poi vedrete con i nostri ragazzi. Quindi l'azienda ULSS 3 Serenissima rinnova ancora il ringraziamento a chi lavora dietro questo progetto, quindi anche ai nostri uffici, dottor Stangherdin, dottoressa Mila, il SIL, tutti i ragazzi che sono coinvolti con le associazioni del territorio di Chioggia, di Mestre, che sono qui presenti oggi, che abbiamo dovuto limitare il numero, e poi tutti i ragazzi che poi verranno chiamati dopo e avranno, come dire, un riconoscimento per il loro impegno e il loro lavoro che viene svolto. Io non voglio portare via ulteriore tempo, vi ringrazio ancora della pazienza e il ringraziamento anche di avere una bella giornata, visto che ieri sera non era così bello, ma insomma il tempo ci ha anche graziato e quindi siamo qui oggi a prenderci questo sole e a godere di questo spettacolo. Grazie a tutti. Grazie direttore. E lo diceva il direttore, questo progetto è fondamentale
per la realizzazione di questo progetto è fondamentale l'aiuto e il sostegno di tante persone. Lui ha già citato qualcuno, però ovviamente vogliamo ringraziare le autorità presenti che vedo schierate dall'altra parte della piscina, ma anche gli imprenditori che mettono a disposizione le loro strutture per accogliere i ragazzi, e anche le associazioni, il volontariato, tutti coloro che rendono possibili le attività. Un altro partner importantissimo, fondamentale per la riuscita del progetto è l'amministrazione comunale, in questo caso quella di Chioggia, e vorrei qui per un saluto Sandro Marangon, che è l'assessore alle politiche sociali e sussidiarietà, politica della residenza e della casa, welfare in materia sanitaria, associazionismo e volontariato, e chi più ne ha più ne metta. Buongiorno a tutti, e porto subito il saluto del sindaco che non è potuto essere presente perché è indisposto. E devo dire grazie per questa giornata, una giornata importantissima dove vede l'inclusività, il turismo sociale al primo posto. È un lavoro di sinergia, un lavoro di squadra tra regione, amministrazione, associazioni che si occupano di disabilità, imprenditori. La nostra città è una città veramente che sta lavorando tanto su questo tema, sta portando veramente tanti risultati. È chiaro che su questo tema non possiamo fermarsi al 100% perché dobbiamo arrivare al 200%. Siamo tutti consapevoli che una società, sempre una città Chioggia più inclusiva possibile, una città che è sicuramente più civile, più solidale, e quindi tutti insieme dobbiamo lavorare di più. Una giornata come questa non deve essere una giornata che è la fine di un progetto, ma deve essere veramente una giornata che stimola sempre più all'inclusività. Quindi veramente grazie a tutti. Devo dire anche una cosa importantissima che mi dimenticavo, i 4 sollevatori che finalmente sono disponibili, quindi è un grosso risultato da parte di Regione, ASL e di amministrazione. Quindi grazie a tutti e buona giornata a tutti. Grazie Assessore. E come dicevamo, anche quest'anno siamo in una cornice davvero bellissima. Noi siamo già stati qui credo 2 anni fa a fare la presentazione di questo progetto. È un posto molto bello, come dicevamo prima la giornata ci aiuta, e vorrei qui anche per un saluto Fabrizio Boscolonale dello stabilimento balneare Astoria, che se non vado errato è proprio da sempre insomma partner di questo progetto. Intanto grazie, un ringraziamento a tutti voi, ovviamente anche a tutti i presenti, quindi come appunto abbiamo elencato prima, non voglio appunto scordare nessuno, ma comunque per ciò che riguarda l'amministrazione comunale, per ciò che riguarda i loro consiglieri, l'assessore appunto che oggi appunto abbiamo qui appunto Sandro Marangon, il direttore dell'Astra Serenissima, e tutti quanti anche le forze dell'ordine, le cooperative e soprattutto il mondo imprenditoriale, associazioni di categoria, che tutto questo appunto è servito per ovviamente gestire e coordinare quello che è veramente l'attenzione all'inclusione nel nostro territorio. Da questo volevo appunto soffermarmi appunto a questo lavoro di squadra, come dicevamo prima, è dato ovviamente da questo impegno che tutti quanti noi ci diamo. Già da tanti anni comunque anche noi siamo sensibili al tema, soprattutto che hanno permesso lo svolgimento dell'evento presso il nostro stabilimento. Come tutti ben sanno, appunto da diversi anni il Centro Astoria ha messo a disposizione delle proprie strutture l'attenzione e l'importanza di poter svolgere varie attività ludiche, sportive e ricreative legate al mondo della disabilità, in special modo quelli inerenti al progetto Turismo Sociale ed Inclusivo nel Veneto, in quanto abbiamo sempre creduto nel turismo accessibile a tutti e per tutti. Ringrazio tutti voi e lascio la parola a chi riceve dopo di me. Grazie. Grazie mille Fabrizio. E mi dicono che abbiamo anche una diretta su YouTube, sulla pagina ULS3 di YouTube, siamo in diretta quindi anche sul web, e quindi salutiamo anche chi ci ascolta e che non è qui con noi ma che segue questo evento. Adesso abbiamo finito con i saluti delle autorità e direi di entrare nel vivo delle attività che l'ULS3 Serenissima ha proposto quest'anno per i ragazzi per il progetto di turismo sociale inclusivo. Quindi chiamo qui il dottor Vanni Stangerlin, che è il dirigente dei servizi sociosanitari dell'ULS3. Vanni, le novità sono tante, ce ne sono alcune anche importanti, raccontaci un po' che cosa è successo quest'estate. Sì, grazie Chiara, buongiorno a tutti.
Mi chiamo Vanni Stanguerlin, lavoro come dirigente dell'unità operativa sociale dell'azienda U-Stres Serenissima. Svolgo anche il compito di referente di questo progetto, del progetto Turismo Sociale Inclusivo per la mia azienda. Mi è stato dato il compito di fare un veloce excursus su quelle che è stata l'evoluzione del progetto dall'anno 2017, quando è nato, fino ad oggi, e poi di presentare, diciamo, le principali novità, le principali innovazioni che abbiamo previsto per quest'estate. La prossima, per cortesia. Ecco, allora il progetto nasce nell'anno 2017 su iniziativa della Regione Veneto. Il progetto ha lo scopo, come avete, insomma, come è già chiaro, insomma, favorire e migliorare l'accessibilità da parte delle persone con disabilità alle nostre strutture turistiche del Veneto. La Regione Veneto inizialmente ha previsto di far partire questo progetto per quanto riguarda gli stabilimenti balneari. Per tale motivo ha coinvolto le 3 aziende ULSS le cosiddette ULSS litoranee, e cioè partendo, diciamo, dalla zona nord, l'ULSS 4 Veneto Orientale, l'ULSS 3 Serenissima con le sue spiagge di Chioggia, Sottomarina di Chioggia e Lido di Venezia, e poi la ULSS 5 Polesana. Il progetto si sviluppa in modo incrementale, nel senso che ogni anno cerchiamo di introdurre una novità. Passiamo alla prossima. Ecco, in sostanza la Regione ha chiesto alle aziende ULSS di farsi capofila di questo progetto, in quanto le aziende ULSS per ruolo istituzionale si occupano di persone con disabilità, ovviamente in integrazione con i servizi sociali dei comuni. Lo scopo del progetto, appunto, è mettere al centro dell'attenzione la slide precedente, ecco, è di mettere al centro dell'attenzione, appunto, le persone con disabilità, con la loro necessità di poter frequentare le strutture turistiche. E noi, per realizzare questo progetto, abbiamo coinvolto i comuni da una parte, le associazioni degli imprenditori delle strutture turistiche, e poi ovviamente gli enti gestori, le associazioni di volontariato, le cooperative che si occupano di persone con disabilità. La prossima. Ecco, per quanto riguarda la prima annualità, l'anno 2017, mediante appunto il finanziamento che ci ha dato la Regione, abbiamo potuto dotare alcuni stabilimenti balneari di attrezzature per favorire l'accesso di queste persone alle nostre spiagge, e abbiamo cominciato ad organizzare alcuni servizi di accompagnamento utilizzando personale messo a disposizione dall'azienda ULSS, cioè operatori sociosanitari e educatori, per l'accompagnamento di queste persone a svolgere attività ludico-sportive nelle spiagge. La prossima. Ecco, poi il secondo anno, l'anno 2018, abbiamo implementato questo progetto introducendo delle attività ludico-sportive, e abbiamo organizzato uscite in barca, canoa, kayak e attività di pet therapy. La prossima. Ecco, il terzo anno, l'anno 2019, è stato l'anno che si è caratterizzato per un primo salto di qualità del progetto, nel senso che abbiamo organizzato dei tirocini lavorativi a favore, appunto, di queste persone in stabilimenti balneari del nostro litorale, in un progetto che è stato denominato 50 Boys for 50 Days, cioè in sostanza abbiamo coinvolto i servizi di integrazione lavorativa presenti in ciascuna azienda ULSS e abbiamo reclutato una 50ina di persone con disabilità inseriti lavorativamente nelle strutture balneari, in cui hanno potuto vivere un'esperienza di lavoro al mattino e di vacanza al pomeriggio, utilizzando appunto le attività ludico-sportive messe a disposizione nelle spiagge mediante questo progetto. La prossima. Ecco, nell'anno 2020 purtroppo, come sapete, a causa pandemia il progetto praticamente si è fermato, e nel quinto anno, il 2021, c'è stata una lieve ripresa delle attività ludico-sportive, grazie soprattutto ai contributi che ci hanno messo a disposizione i comuni di Chioggia e di Venezia, che ringrazio. La prossima. Ecco, arriviamo quindi all'anno 2022, l'estate scorsa, in cui c'è stato il secondo vero salto di qualità del progetto. Il progetto è stato riconosciuto best practice a livello nazionale ed è stato adottato dal Ministero della Disabilità, che ha messo a disposizione un finanziamento cospicuo a cui potevano accedere tutte le regioni del Veneto. Ovviamente la Regione Veneto ha fatto ovviamente domanda e è stato appunto approvato il proprio progetto, e quindi il progetto è stato approvato per il biennio 2022-2023
e soprattutto il progetto è diventato regionale, nel senso che a partire dall'estate 2022 tutte le aziende ULSS hanno dovuto caratterizzarsi per un proprio item turistico. La prossima. Ecco, così ad esempio la ULSS 1 Dolomitica di Belluno si è caratterizzata ovviamente per la montagna e per la città di Cortina d'Ampezzo, anche e soprattutto in previsione delle Paralimpiadi invernali che, come sapete, sono in programma a marzo 2026. L'azienda ULSS 2 si è caratterizzata per le strutture turistiche delle colline del Prosecco, le ULSS 3, 4 e 5 ovviamente hanno continuato come item turistico a caratterizzarsi per le spiagge di stabilimenti balneari e così via. La prossima. Ecco, come vedete nell'anno 2022 sono ripartite le attività ludico-sportive, andiamo qui alla prossima, quindi qua abbiamo delle foto per quanto riguarda l'attività di pet therapy, la prossima, beach tennis, prego. E il super stand up paddle che adesso vediamo magari in dettaglio e lo spikeball. Andiamo alla prossima. Ecco, diciamo che per quanto riguarda le novità che abbiamo introdotte in questo biennio, l'anno scorso abbiamo introdotto lo stand up paddle, cioè una tavola in sostanza che permette di pagaiare in piedi ed che è stata modificata da un tecnico appunto di questo stabilimento balneare proprio per favorire l'utilizzo di questa attività da parte di persone con disabilità. Lo abbiamo presentato l'anno scorso, il stand up paddle, in una cornice, diciamo, in un contesto che abbiamo definito protetto presso l'hotel Hilton Molino Stucchi al 7° piano, dove è presente una piscina in una location stupenda. E la prossima. E poi l'abbiamo presentato in una location altrettanto stupenda, in un contesto che abbiamo definito audace, nell'evento regionale che abbiamo organizzato qui a Chioggia a Palazzo Grassi lo scorso 7 settembre dell'anno scorso. La prossima. Ecco, un'altra importante innovazione per quanto riguarda questo progetto è che è possibile trovare tutte le informazioni relative alle attività ludico-sportive che vengono organizzate nei nostri stabilimenti balneari accedendo ad un'apposita app messa a disposizione dalla ditta Apice SRL di Treviso, che dopo ci sarà il referente che ci presenterà nel dettaglio come funziona questa app. La prossima. Ecco, un'altra importante innovazione è stato appunto l'inserimento lavorativo per il mese di luglio di 9 persone. La prossima, di cui 4 persone con disabilità sono state inserite in strutture di Venezia, 2 all'hotel Hilton Molino Stucchi alla Giudecca di Venezia, una persona allo stabilimento balneare Blue Moon di Lido e una persona al liceo artistico Guggenheim di Venezia. La prossima. 5 persone con disabilità invece sono state inserite in tirocini lavorativi presso strutture turistiche qui di Sottomarina di Chioggia, 2 in questo stabilimento balneare Astoria, una persona allo stabilimento balneare Clodia, 1 al Parco Hotel di Sottomarina e una persona al Mare Noctus, sempre qui a Sottomarina. Prego. Ecco, come vedete qui la giornata, come vi dicevo, una giornata nella quale la persona al mattino, diciamo, generalmente lavora e al pomeriggio può utilizzare le attività ludico-sportive messe a disposizione e quindi vivere appieno una vacanza. E poi c'è anche il concetto di esperienza di autonomia abitativa, perché tutte le persone poi pernottano in una struttura unica, una struttura a Venezia e una struttura per quanto riguarda Sottomarina di Chioggia. La prossima. Ecco, un'altra importante innovazione che abbiamo introdotto quest'anno è stata abbiamo dato la possibilità alle persone che frequentano i centri diurni del distretto 3 di Dolo Mirano di poter vivere una giornata di vacanza qui al mare. Abbiamo messo a disposizione sia il trasporto sia l'ombrellone, il pranzo, e quindi possono usufruire di una giornata di vacanza qui negli stabilimenti balneari appunto dei nostri lidi. La prossima. Ecco, per quanto riguarda dove è possibile per una persona con disabilità praticare le attività ludico-sportive, abbiamo proprio nel nostro sito messo a disposizione, andiamo alla prossima, ecco, per quanto riguarda Lido di Venezia è possibile praticare le attività di beach tennis e pet therapy allo stabilimento Lungomare d'Annunzio, mentre invece è possibile praticare il SUP allo stabilimento balneare Blue Moon. La prossima.
Questo invece è il calendario per quanto riguarda le attività ludico-sportive a sottomarina di Chioggia. Come vedete alla storia è possibile praticare beach tennis il martedì e giovedì dalle 10 alle 11:30, la pet therapy il mercoledì, il roundnet il mercoledì e il SUP al lunedì, mentre invece presso lo stabilimento balneare Stella Maris è possibile praticare il SUP il martedì e allo stabilimento balneare Zanzibar il SUP il lunedì. La prossima? Ecco. Io a questo punto volevo approfittare di questa occasione per fare un po' di ringraziamenti. Voglio ringraziare innanzitutto la Regione Veneto, l'assessore Emanuela Lanzarin, che la Regione che ci ha sempre messo a disposizione ogni anno tutte le risorse necessarie per la piena realizzazione di questo progetto. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale del comune di Chioggia, il suo sindaco Mauro Armelao, l'assessore ai servizi sociali Sandro Marangon, che abbiamo sentito prima. Lo voglio ringraziare non solo per il sostegno e per il contributo che ci sta dando nella realizzazione di questo progetto, ma anche per il supporto e la collaborazione che ci sta dando nella realizzazione di vari progetti che stiamo portando avanti a favore di persone fragili. Tra l'altro sono 3 giorni che ci vediamo ogni giorno. Lunedì per il comitato, martedì per un incontro su alcune problematiche e oggi appunto per l'evento odierno. Poi voglio ringraziare la direzione strategica dell'azienda Austria Serenissima, il direttore generale dottor Edgardo Contato, il direttore dei servizi sociosanitari dottor Massimo Zuin, che fin dall'inizio hanno capito l'importanza, la rilevanza di questo progetto e ci hanno dato sempre il massimo supporto, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con le strutture esterne, che sono numerose per questo progetto. Poi voglio ringraziare le associazioni degli imprenditori. Non voglio dimenticare nessuno perché me ne sono anche scritti, quindi l'associazione Ascot, l'associazione Gebis, l'associazione Cisa Camping, l'associazione Albergatori ASA di Chioggia, il consorzio con Chioggia Sì, il consorzio di promozione turistica Lidi di Chioggia, Chioggia Yacht Group, imprenditori che ci stanno dando un aiuto molto molto importante, ma soprattutto stanno dimostrando una sensibilità nei confronti di questo mondo veramente molto importante. Poi voglio ringraziare i miei colleghi e collaboratori, a partire dalle responsabili delle unità operative disabilità e non autosufficienza, la dottoressa Enrica Milan e la dottoressa Giorgia De Zottis, e i colleghi del servizio integrazione lavorativa, la dottoressa Annalisa Longobardi e il dottor Paolo Grigolato. Voglio ringraziare poi i miei collaboratori, l'ingegnere Damiano Colombo, i signori Diana Bellemo e Pierluigi Marangon, che ci stanno dando una mano veramente molto molto importante sia nell'organizzare il progetto e sia nell'organizzare eventi come questi. E poi voglio ringraziare ovviamente la ditta Apice, che adesso tra poco Diego Visentini vi spiegherà meglio come funziona questo strumento, l'app che è stato messo a disposizione nel nostro sito. E infine voglio ringraziare, non perché meno importanti, ma anzi voglio fare un ringraziamento speciale a tutte le associazioni di volontariato, alle cooperative, agli enti gestori che si occupano di persone con disabilità, perché senza il loro aiuto tutto questo non sarebbe assolutamente possibile. Grazie ancora. Grazie mille dottor Stangerlin, e come avete sentito quest'anno l'ULSS 3 Serenissima ha avviato un progetto, ha potenziato un progetto di inserito lavorativo. Si parlava di 9 ragazzi che io adesso vorrei qui sul palco con noi, perché poi gli sarà consegnato un attestato di partecipazione. Allora per le strutture di Chioggia chiamo Irene Versuro, Nalif Anton, Davis Galesso, Marta Tacchetto, Veronica Berzegnassi. Ora cerchiamo di starci tutti senza cadere in acqua. Per le strutture di Venezia invece Chiara Aronne, le strutture di Venezia, ecco Chiara, Elisa Deste, Elisa Tortora e Federico Tosato. Questi sono i 9 ragazzi che hanno vissuto per un mese H24 nelle strutture, lavoravano al mattino, facevano le attività ricreative al pomeriggio, però è inutile che ve lo racconto io com'è andata, ce lo facciamo dire da loro, insomma, perché mi sembra la cosa migliore. La prima domanda che vi faccio è: com'è stata questa esperienza? Chi mi vuole rispondere? Dici anche il tuo nome. Io sono Irene e ho avuto l'onore di lavorare al Parco Hotel
e sono molto contenta di aver avuto la possibilità di fare questa bella esperienza di un mese. Sono molto contenta di questo lavoro e anche di aver convissuto con queste bellissime ragazze che mi hanno accompagnato e soprattutto supportata fino adesso, e sono molto contenta di essere qui con voi e grazie a tutti. Passa il microfono a un collega a cui chiediamo se vi siete divertiti o se avete solo faticato durante questa esperienza. Sì, tante cose, sì. Aspetta che mi tolgo, se no ti impallo nella... Sì, tante cose belle, sì. Tieni il microfono proprio davanti. Sì, tante cose belle, sì. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più? Il lavoro qui a Claudia, sì, tutte persone carine, simpatiche. Sì, è stato benissimo, contentissimo. Ok, qualcun altro che invece ci racconta qual è stato il momento più difficile e qual è il momento più bello? Se c'è stato un momento difficile. È un mese di lavoro a storia, è un mese, è un posto bellissimo. Quindi vi siete trovati bene? Sì. Avete fatto anche amicizia fra di voi? Amicizia, sì. Se c'è qualcun altro che vuole dirmi qualcosa, so che c'era qualcuno che voleva parlare. Il microfono bene davanti alla bocca. Io sono stato contento, io lavoro i miei colleghi, però io voglio fare l'uomo forte. Bene, come abbiamo sentito, insomma, l'esperienza è stata positiva, si sono divertiti, hanno lavorato, hanno faticato ma sono stati bene, hanno fatto amicizia. Io vorrei che ci raggiungesse il dottor Zuin perché facciamo la consegna ufficiale dell'attestato per ognuno. Dottor Zuin, cerchiamo in qualche modo, ragazzi mettetevi pure anche davanti allo schermo così vi vediamo tutti. Spostatevi pure un po' verso lo schermo. Tosato Federico. Tortora Elisa. Federico, spostati un po' indietro. Brava Elisa. Deste Elisa. Eccola. Brava Elisa. Grazie a tutti, dice Elisa. Aronne Chiara. Verzegnassi Veronica. Brava Veronica. Tacchetto Marta. Galesso Davis. Bravo Davis, bravissimo. Fanton Nali. E Versuro Irene. Ecco Irene, grazie mille. E senza di loro, dottor Zuin, tutto questo non avrebbe senso, quindi... Assolutamente, quindi li ringraziamo veramente di cuore per il loro impegno, il loro entusiasmo, e ci dà energia anche a noi per fare ogni anno meglio. Grazie dottor Zuin. Come avete sentito prima dal dottor Stangerlin, già dall'anno scorso l'ULSS 3 Serenissima a supporto di questo progetto ha chiesto grande aiuto anche alla tecnologia. E la tecnologia significa per l'ULSS 3 Serenissima lavorare con Apice, che è un'azienda di servizi di Treviso e servizi tecnologici. Abbiamo qui con noi Diego Visentin, che è credo amministratore delegato. Diego, non mi ricordo più. Sì. E che ci racconta un po', prima il dottor Stangerlin parlava delle app, ma non c'è solo la app. Diego, a te.
Buongiorno a tutti, grazie di questo spazio. E volevo presentare brevemente quello che abbiamo realizzato. Noi siamo un partner tecnologico dell'azienda U-Stres Serenissima da diversi anni. Abbiamo sviluppato nel corso degli anni molte cose, tra cui questa applicazione che dà visibilità ai servizi rivolti alla disabilità, ai ragazzi che hanno bisogno di accedere a queste attività che vengono appunto svolte nei litorali dall'azienda U-Stres Serenissima. In particolare l'applicazione, che si chiama Vacanze Sicure, potrà attraverso una volta scaricata l'applicazione si potrà consultare il calendario con le attività in spiaggia ed effettuare semplicemente una prenotazione per decidere quale sarà l'attività a cui si vorrà partecipare. La prenotazione potrà essere svolta sia a cura dei ragazzi che a cura delle associazioni che rappresentano questi gruppi. Oltre all'applicazione abbiamo implementato anche quest'anno il progetto del braccialetto With Me, che sarà distribuito. Posso presentare anche il braccialetto? Sì. Che è stato distribuito negli stabilimenti balneari e nelle strutture di Chioggia, Sottomarina e Isola Verde. Questo braccialetto sarà offerto gratuitamente ai turisti, alle persone fragili, quindi ai bambini, alle persone affette da disabilità e agli anziani, per poter essere, nel caso in cui si possano perdere nella spiaggia, possono essere facilmente rintracciate. Il braccialetto è un'idea che abbiamo portato avanti proprio con Chioggia, con i sistemi informativi di Chioggia, e è stato, credo, una cosa nuova e molto interessante dal punto di vista sia tecnologico che del servizio che si può portare alla comunità. Video. Questo video che abbiamo realizzato presenta le attività inclusive che si sono svolte dall'inizio di questa stagione fino ad oggi. Quindi la presentazione del SAP. Grande novità dell'anno scorso. Il round net e il beach tennis. Due anni fa poi alla fine eravamo andati proprio in spiaggia a vedere tutte queste attività fatte con i ragazzi. La pet therapy. Il progetto del SIL. E quest'anno è importantissimo anche l'arrivo dei ragazzi dei centri diurni che vengono trasportati qui al mare, passano una giornata diversa, stanno in compagnia, hanno il pranzo, l'ombrellone, si divertono. Qui a breve ci sarà la dimostrazione, dal vivo del sollevatore. Qui brevemente presentiamo l'app con la particolare attenzione al portale del turismo sociale e inclusivo, che appunto si può accedere attraverso l'app. Una breve dimostrazione di come svolgere la prenotazione delle attività inclusive.
Quindi in pratica ognuno è autonomo e fa da solo, insomma, può trovare tutte le informazioni. Assolutamente, è facilmente consultabile il calendario delle attività, cliccando sulle icone molto visibili si può aprire l'attività, chiaramente capire i dettagli, la descrizione, cosa viene fatto e tutti i riferimenti, il numero di telefono, l'istruttore eccetera, per prendere eventuali altre informazioni, e poi la possibilità di prenotarla. All'istruttore poi che svolge l'attività verrà inviata prima dell'attività l'elenco delle persone che si sono prenotate. Ecco l'esempio delle mail che arriverà a chi ha fatto la prenotazione. Ovviamente questa è stata presentata anche all'inizio della stagione, prima dell'inizio dell'attività. Qui c'è il braccialetto. Esatto, una spiegazione breve del braccialetto, come effettuare la registrazione. La prima scansione del QR code propone una pagina con la possibilità di inserire i dati della persona da contattare. Una volta registrata, effettuando la prima scansione, il braccialetto sarà riconducibile alla persona da contattare, quindi a una seconda scansione del QR code verrà o avviata una chiamata oppure inviata la posizione di dove è stata effettuata la scansione del braccialetto. Quindi abbiamo sia il servizio di contattare direttamente il numero registrato dal braccialetto, oppure inviare anche la posizione GPS. Bene, Diego, grazie anche per l'aiuto che la tecnologia può dare a questi servizi, all'intuizione dell'UNS3 con cui collaborate per dare sempre una risposta ai bisogni. E bene, a posto, la tecnologia l'abbiamo presentata anche oggi. In realtà, grazie Diego. Adesso c'è un momento molto importante di questa mattinata, una delle vere novità, grandi novità di quest'anno, perché sì, certo è importante l'inserimento lavorativo e sono importanti le attività ludiche, però per rendere davvero accessibili centri come questo stabilimento balneare, servono anche le strutture. E allora quest'anno vogliamo darvi una dimostrazione pratica, tecnica dell'uso dei sollevatori in acqua per piscine, che è questa cosa che vedete accanto a me e quei tre che sono sotto al banner, e ci spiega cosa sono e come funzionano Giulia Mariani, che è socia dell'azienda DigiProject che li ha realizzati. Vieni Giulia, non so dove sia finito l'altro microfono. Buongiorno a tutti, sono Giulia Mariani, titolare dell'azienda DigiProject insieme alla mia famiglia. DigiProject è nata nel 2005 proprio da un progetto di abbattimento barriere architettoniche negli ambienti acquatici, in piscina, nelle terme, nelle spa. Noi lavoriamo tantissimo con strutture pubbliche ma anche strutture private. Ad esempio è da tantissimi anni che lavoriamo con diverse terme ad Abano e a Montegrotto, che sono qui in Veneto come voi. DigiProject è nata nel 2005 proprio da... È partito qualcosa? E oggi siamo qui per ringraziarvi per averci scelto con la fornitura di 4 sollevatori mobili modello Blue One, che è il nostro cavallo di battaglia. È un sollevatore mobile a funzionamento elettroidraulico con una portata di carico di 120 kg e favorisce l'accesso in piscina in totale sicurezza sia per il cliente finale sia per l'operatore, e inoltre è molto vantaggioso il fatto che sia su ruote, perché diciamo che gli operatori possono accompagnare le persone con disabilità, le persone anziane, le persone che devono fare riabilitazione di qualche arto, dalla piscina direttamente allo spogliatoio, in totale sicurezza, senza utilizzare ulteriori ausili come carrozzine private che possono comunque portare sporco a bordo vasca.
Adesso proveremo con due ragazzi il sollevatore Blue One. Vi facciamo vedere esattamente come funziona. Sale Nicola, sale il nostro testimonial. Il sollevatore è molto semplice ma molto funzionale, perché veramente consente di accedere alle piscine in totale sicurezza. E intanto in acqua c'è Dennis con il wave ski bianco che lo aspetta, poi anche ci sarà il SUP gonfiabile, perché Nicola scende per andare a fare attività sportiva. Ecco Giulia, adesso sta proprio arrivando il momento. Sono più bravi di me. Allora, il sollevatore, una volta che è frenato, questo è un dispositivo di sicurezza molto importante, a macchina frenata si attivano i pulsanti di salita e discesa della seduta. Ecco Nicola che sale sul wave ski. Questa è una delle attività, Giulia, che ormai dall'anno scorso facciamo per il progetto di turismo sociale inclusivo con i ragazzi. Credo che scende in acqua anche Veronica? Sì, scende in acqua anche Veronica. Allora, come vedete molto semplicemente il sollevatore risale. Sì. Potete anche alzare il bracciolo eventualmente. Però ovviamente questi ragazzi potrebbero scendere in acqua anche normalmente, certo. Però pensate magari a una persona anziana oppure una persona con un altro tipo di disabilità fisica, che aiuto può dare uno strumento di questo genere a bordo vasca. Veramente diventa inclusivo l'uso della piscina. Sì, io dico sempre comunque anche persone che magari hanno una disabilità motoria momentanea, con un arto da riabilitare, una gamba rotta o quant'altro, insomma l'ausilio serve proprio per facilitare e entrare e uscire in modo completamente sicuro in tutti gli ambienti acquatici, in tutte le vasche. Facciamo un applauso anche a Veronica che sta salendo sul suo SUP e che farà un giro della piscina come già sta facendo Nicola, ormai in piena libertà, è partito per il conto suo. E il SUP, come dicevo prima, è stata una delle novità importanti dell'anno scorso. Dennis ci ha spiegato più volte insomma quali sono i vantaggi di questo tipo di attività sportiva per i ragazzi. Ha preso a pagaiare come se non ci fosse un domani. Adesso i ragazzi risalgono. Aiutati da Dennis, il nostro istruttore. Formarla anche per il mare. Ed ecco che Veronica è al sicuro sulla terraferma. Brava Veronica, brava. E adesso
Vediamo se Nicola vuole uscire oppure no. Dennis, cosa dici? Esce Nicola? Lo facciamo uscire? Lo so. Non è... Nicola sì, quando arriva su facciamo parlare. Come vedete anche per l'operatore che lo sta utilizzando, insomma, credo sia abbastanza semplice, intuitivo. Sì, Blue One è una delle soluzioni più pratiche e è la prima macchina ideata dalla nostra azienda nel 2005, ha un brevetto internazionale e è un dispositivo medico classe 1 e è ancora il modello più venduto perché ha degli ingombri veramente molto ridotti e che lo rendono molto pratico e maneggevole anche per una donna, io dico sempre, che magari non ha la forza, non avere la forza di di un uomo, spingere, ecco. Una persona anche Sì, un po' più sì, pesante, sì. insomma, e non ha problemi neanche dal punto di vista del peso della persona che solleva. Mi No, dicevi porta prima. fino a 120 kg, quindi insomma c'è un ampio... Comunque quando arrivano in acqua comincia il peso a diminuire. Certo. Ecco qua, anche Nicola è risalito. Ora Diana lo libera. Eccoci Nicola. Chi mi ha detto? Voleva dire qualcosa Nicola? Nicola, volevi parlare? Ciao. La tavoletta è comoda, in più costa. Vado bene in mare pure, però quando ci sono onde bisogna stare un po' allerta. Ok, bisogna stare allerta, oggi per fortuna la giornata è bella. Allora abbiamo visto come funziona questo sollevatore, però la cosa veramente importante è che ci sono 4 stabilimenti balneari che oggi li ricevono, glieli consegniamo ufficialmente con Giulia e con il dottor Zuin. Ci spostiamo dall'altra parte dove ci sono i sollevatori. E allora per il centro Astoria consegniamo il sollevatore per piscine a Roberto Bosco Lonale. Una chiave, sì. Diciamo che consegniamo la chiave che serve per... Ok, ecco Roberto Bosco Lonale per il centro Astoria, lo stabilimento. Giratevi di là magari. E il centro Astoria potrà usufruire del sollevatore. Per i bagni in lungomare chiamo Gianni Moretto. Eccolo che arriva. Chiedo anche a Nicola Doria e a Fabio Damian di raggiungerci, così facciamo la consegna delle chiavi. Siamo a Pegognaga, esattamente. Ecco allora per i bagni lungomare sempre qui a Sottomarina, Gianni Moretto, anche questo stabilimento avrà il suo sollevatore, giratevi anche di là che così vi vedono. Sì. E poi per lo stabilimento balneare Clodia, Nicola Doria, eccolo. Si sono incastrate le chiavi, allora Giorgia che è più pratica di noi. Eccole. Sempre girati di là così vi vedono. E quindi anche lo stabilimento balneare Clodia qui all'inizio del lungomare avrà il suo sollevatore. E per ultimo Caio Blanco, e quindi abbiamo Fabio Damian, che non so se ci sia perché prima quando l'ho chiamato non l'ho visto, forse non c'è, comunque anche lo stabilimento Caio Blanco avrà il suo sollevatore. Bene, torniamo sul... Noi siamo arrivati alla fine di questa mattinata, ovviamente concedeteci di fare
alcuni ringraziamenti. È già stato detto tante volte, ma bisogna ringraziare le istituzioni, la regione, i comuni, l'azienda sanitaria ULSS 3 Serenissima, gli imprenditori delle strutture ricettive, le associazioni, le cooperazioni che mettono a disposizione i loro operatori, i ragazzi soprattutto i ragazzi, perché questo progetto è pensato per loro e sono loro il vero cuore dell'iniziativa. Io presento questo progetto per l'ULSS 3 ormai da alcuni anni e lo ripeto quasi sempre: sul fronte dell'inclusione serve soprattutto fare un cambio di mentalità, un cambio di passo culturale e ci sembra che questo progetto Turismo Sociale Inclusivo del Veneto abbia preso la strada giusta. Come dicevamo, come abbiamo spiegato e raccontato, si arricchisce di novità ogni anno. Io non so come fanno ad inventarsele, perché ogni anno dico ma siamo arrivati adesso, e invece qui ci sono delle tempeste di cervelli che ogni anno sfornano idee nuove. E allora bisogna dire che con la determinazione, le idee e la collaborazione, perché una parola che è rimbombata oggi sempre è stata sinergia e collaborazione, ecco, con tutte queste cose si possono realizzare tanti obiettivi. Permettetemi di dire che quando vediamo i ragazzi poi qui sul palco che sorridono, che si sono divertiti e che sono contenti, per noi, credo di parlare a nome dell'ULSS 3 anche, è la soddisfazione maggiore. Adesso vi attende un piccolo rinfresco, un piccolo ristoro. Io vi ringrazio per essere venuti, per essere stati qui e credo che ci rivedremo, dottor Zwin, Ah sì, c'è prima metà settembre un'altra data con l'evento regionale. Lo dice la Diana Bellemo, che è una colonna portante di questa iniziativa e che organizza anche tutto questo. Diana. Grazie e grazie a tutti di essere venuti oggi e io vi do appuntamento all'evento regionale che svolgeremo a Venezia in una cornice di un IPAB e faremo anche un discorso di Remiere con i ragazzi che proveranno la voga. Quindi ci rivediamo tutti il 14 settembre a Venezia. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie ai ragazzi, grazie anche al service, a tutti. Buona giornata. Sì, ribadisco che c'è un piccolo rinfresco qui sulla sinistra, potete andare.